Amiche, amici del grande volley femminile, ben ritrovati. Pala Revat di Vicenza, sta per iniziare la gara valida per la sesta giornata di ritorno dal campionato di Serie 2, arbitrata dai signori Massimo Piubelli di Soave, provincia di Verona, e da Maurina Sessolo, Codogné, provincia di Treviso. Primo pallone tra Minetti, Banca Popolare di Vicenza, e di Costa ancora. Attacco delle ospiti, fermato da Vicenza, che però rilancia ancora sulle anconitane per questo primo pallone che finisce toccato da Muri, e quindi c'è il primo punto firmato dal Edelkost con il numero 15 Titia Sustring. Su lei diciamo subito che è una breve ex di turno, perché ha giocato per qualche settimana quando la squadra era in esilio forzato tra virgolette a Imola. Poi ha cambiato casacca, adesso c'è il muro su questo attacco vicentino, ci riprova Vicenza, ma questo tentativo di Popovic non va oltre. Ancora Popovic si salva, poi Muri alza per Cekova, niente da fare, ancora che può ricostruire, ma solamente in bagger libera. Quindi nuova azione d'attacco di Vicenza, adesso ci prova Cekova che pareggia i conti dopo questa lunga azione. Ricordo i sestetti scesi in campo per la formazione dell'Edelkost Ancona, allenata da Luisa Fusco, vice allenatore Roberto Cremascoli. Giocano Eleonora Chiappa, che è la capitana, con il numero 3, con il numero 6 Valentina Pettinari, con il 7 Alessandra Erika Alessandrini, con il numero 9 Anita Filipovics, una giocatrice ungherese, poi con il 12 Laura Zebi, che va adesso al secondo punto per l'Edelkost, con il numero 13 Alessandra Camarda e la libero, e poi Tizia Sundstring, l'olandese, col numero 15. Risponde Vicenza, Ivana Popovic numero 5, Sofia Mattei numero 7, la libero Isabella Zilio, quindi Flavia Sirelli con il 13, Petia Ljubomirova Cekova 14, Stefania Pacagnella la capitana con il 15, Elisa Muri con il numero 18. Adesso Muro fuori, regala il pareggio, il 2-2. Va in battuta Flavia Assirelli, una giovane su cui crede molto Mauro Marasciul. Eccola qua, buona ricezione, Chiappa, poi attacco per Zebi, il muro firmato da Pezza Cekova, Stefania Pacagnella, 3-2, primo vantaggio Vicenza. Ricordo che la Minetti Banca Popolare di Vicenza dovesse vincere 3-1 o 3-0 questa sera, si garantirebbe la virtuale permanenza in Serie 2. L'Edelkost Ancona infatti sta lottando per la salvezza, ma è la prima, diciamo, di quel gruppetto che chiude la classifica, viene da 6 sconfitte consecutive. Adesso c'è il muro fuori invece sull'attacco di Alessandrini, 3 pari. Attenzione, Alessandrini, Zilio, poi Muri, alza per Arimattei, buono l'intervento della libero Camarda, quindi ancora fuori la sparacchiata di Zebi, 4-3, torna in vantaggio Vicenza. Vicenza che reduce dalla sconfitta pesante di Parma e dalla sconfitta casalinga per 3-2 invece con il San Vito dei Normanni, quindi due squadre che arrivano motivatissime a questa gara. Chiappa, poi il tocco Pacagnella, va a chiudere un bella assist, vogliamo dire così, di Muri, che sotto rete è riuscita a alzare quel tanto la palla per spiazzare la difesa avversaria. 5-3, doppio vantaggio Vicenza. Popovic, ricezione della Edelkost che attacca adesso Alessandrini, pallonetto che non riesce ad adeguare Isabella Zilio, lungo tuffo per lei. 5-4, comunque sorride la giocatrice patavina, tornata a Vicenza dopo diversi anni di così ingaggi altrove. In battuta Zebi, Laura Zebi,
sbaglia direttamente la battuta, quindi 6-4. Sofia Rimattei, grande campionato per lei, una leggera flessione nelle ultime partite, ma ha veramente fatto da locomotiva a questa squadra per gran parte del campionato. Adesso attenzione, la botta, buona difesa di Zilio, Muri alza per Cekova, sporca il muro in due, si salva Ancona in primo tempo, poi Zilio, poi Muri, ancora insiste su Pezza Cekova, e grande legnata della bulgara che va sul 7-4, siamo a un punto dal primo time out tecnico. Adesso Chiappa, alza, attacco, buona la difesa di Vicenza con Arimatei, poi però non arriva Paccagnella a rifinire questa azione difensiva. 7-5, la corsa alle distanze del Coast, ancora. Siamo sull'ungherese Filipovic. Attenzione, battuta, ricezione un po' sofferta di Vicenza, che adesso trova il secondo punto consecutivo della formazione marchigiana. 7-6, erano 3 lunghezze di vantaggio, adesso tornano ad essere solamente una. Battuta insidiosa comunque questa. Paccagnella chiude Steffi. 8-6, primo time out tecnico con Vicenza avanti di 2 lunghezze su Ancona. Si riprende a giocare sul punteggio di 8-6 per la Minetti, Banca Popolare di Vicenza sulla Edil Costa Ancona. Alla battuta Stefania Paccagnella, la capitana biancorossa, spiove palla, ricezione buona di Ancona, che però sul muro soffre molto, e c'è il punto di Vicenza che questo, diciamo, fondamentale, costruito bene, pari punti decisi. 9-6 più 3 nuovamente il vantaggio delle Beriche, padrone di casa. Ancora Paccagnella, spiove palla, ancora ricezione buona, adesso c'è il tocco, sotto rete, il miracolo di Pezza Cekova non ha avuto seguito. 9-7. La capitana adesso inquadrata, Eleonora Chiappa, battuta liftata, poi l'alzata per Cekova, attenzione sotto rete, bisogna chiudere, Flavia Sirelli non vi riesce, adesso c'è un'infrazione di Vicenza. 9-8, vedete, si risprecano ancora 2 dei 3 punti di vantaggio per Vicenza, che non riesce ad allungare in questo primo set. Dà la sensazione di comandare le operazioni, però deve essere un po' più larga. Adesso Sirelli si riscatta dall'errore sotto rete di poco fa. 10-8, punto sul cambio palla. Elisa Muri alla battuta, ricezione di Camarda, poi attenzione, bella questa conclusione vincente di Pettinari. 10-9, Ancona che tiene duro. Söstring, legnata per lei, ma sa molto bene di Vicenza, che adesso va in attacco, poi c'è il muro e ancora i Pettinari, se non vado errato. 10 pari e siamo nuovamente in situazione di perfetto equilibrio tra le due squadre. Vicenza ha provato 2 allunghi, è stata ripresa. Ancora Titia Söstring, l'olandese, sezione di Arimatei, Muri per Cekova, ancora il muro su Cekova e ancora Pettinari che ha firmato gli ultimi 3 punti per Ancona. Attenzione, ci vuole la massima concentrazione. Söstring ancora terribile, quando è in battuta Ancona ha messo la freccia. Attenzione adesso, e ancora il muro su Cekova. E adesso è devastante, pensate, un 5-0 di parziale, dal 10-7 per Vicenza al 12-10 per la Edil Costa Ancona.
Vediamo un po' se Vicenza esce da questo tunnel e finalmente con Ivana Popovic, muro fuori, mani fuori, 12-11 ancora su Vicenza, un punto di vantaggio per la formazione ospite. Adesso se Vicenza ripareggia i conti. Popovic, anzi è stata Cekova, pallone che Vicenza salva, può attaccare Arimatei che mette giù palla. 12 pari, operazione aggancio, inquadrata Sofia Arimatei, giocatrice romana. Ancora Petja, Cekova, Ljubomirova, proprio palla, Camarda, poi Zebi, poi attenzione l'errore di Sustring dalla seconda linea, quindi 13-12 torna in vantaggio Vicenza con parziale di 3-0. Camarda, poi attenzione all'attacco a quest'altra parte di Alessandrini che mette giù un missile. 13 pari, 7 equilibratissimo. Ecco Pettinari alla battuta. Bene Arimatei, poi Muri a Sirelli che trova lo spazio. 14-13. Vicenza avanti nuovamente una lunghezza. Esce intanto Ziglia ed è proprio Flavia Sirelli, una delle poche vicentine di questo gruppo, di nascita intendo. Sirelli, chiappa, fuori, non tocca nessuno alla palla di Alessandrini. 15-13. Siamo a un punto dal secondo time out tecnico. A Sirelli, battuta per lei su Sustring, poi chiappa Zebi, il muro, Vicentino respinge il primo attacco, poi ci prova dall'altra parte, non riesce a chiudere come vorrebbe Alessandrini, quindi ci prova Arimatei che mette il suo pallonetto al veleno. 16-13 e con un parziale di 6-0 Vicenza torna nuovamente avanti. Bella reazione di carattere, ragazze biancorosse. Si riprende a giocare dopo questo secondo time out tecnico. 16-13 per la Minetti, Banca Popolare di Vicenza su da Elil Cost di Ancona, e direttamente dalla battuta il punto di Flavia Sirelli. 17-13, massimo vantaggio delle due squadre, di una delle due squadre in questa partita, più 4. Aveva spaventato la rimonta, poi il sorpasso in primo tempo di Ancona, poi Vicenza è ritornata a rimettere la freccia. Adesso è 4 lunghezze avanti, ancora Flavia Sirelli. Chiappa, Alessandrini, il muro sporca, si salva Vicenza in primo tempo. Vediamo il secondo attacco di Ancona. Il muro fuori di un soffio di Arimatei, Paccagnello. 17-14. Alessandrini, poi vediamo Vicenza cosa fa. Adesso Sofia Arimatei, no. Sì, l'errore c'è. Mangiati 2 dei 4 punti di vantaggio, 17-15. Vicenza non riesce a essere killer in determinate situazioni. Per carità, siamo ancora al primo set di questa partita, ancora molto lunga. Buona Arimatei in ricezione, poi Muri alza per Popovic che non riesce a passare, Chiappa legge tutto. Adesso il muro sporca il tentativo di Alessandrini, poi ancora Muri. Paccagnella, il muro scende, 17-16, da più 4 a più 1. Ancora Alessandrini. Stiamo entrando nella fase calda di questo primo set. Arimatei è precisa, ricezione, vediamo adesso in attacco, si passa. 18-16. C'è un cambio, esce Popovic. Al suo posto abbiamo Marilyn Strobbe, altro prodotto locale. È stata fuori parecchie settimane per un infortunio al braccio sinistro. Strobbe su Zebi,
poi chiappa, attenzione, la volata vincente di Filipovic, questa ragazza ungherese. 18-17, sempre un'incollatura alla squadra marchigiana. Va con Zebi adesso alla battuta, bisogna assolutamente fare punto, avvicinare quota 20. Camarda si salva, poi attenzione a Söstring, il muro sull'olandese. Pacagnella, mamma mia, grande battaglia sotto rete, Arimatei e passa Sofia, 19-17. Più 2 Vicenza, la battuta proprio la giocatrice capitolina. Camarda, la libero avversario. Attenzione, Ziglio viene quasi spiazzato, questo tocco difensivo, Muri appoggia solamente, poi chiappa, poi si gioca di fioretto, Muri, Cekova, mamma mia, Camarda si salva, poi Söstring, buona ancora, azione lunghissima, Vicenza ripropone, azione offensiva di Ancona, chiappa, trova ancora Söstring, il muro! È il terzo o quarto muro di questo primo set per Vicenza. Bellissima partita, bellissima azione prolungata. 20-17, c'è il time out chiesto da Ancona, dalla Luisa Fusco, che è coadiuvata da Roberto Cremascoli, mentre Vicenza, ricordo, Mauro Marasciulo head coach, Maurizio Varaldo il suo vice. Al servizio Sofia, 20-17 Vicenza in questa rush finale di primo set. Ancora il muro di Elisa Muri. 21-17, di nuovo il massimo vantaggio di più 4 per Vicenza. Adesso bisogna fare una volata in apnea per aggiudicarsi questo primo set, 4 punti al successo parziale. Camarda, poi chiappa e passa però adesso Filipovic, 21-18, ma insomma 3 punti di vantaggio sono ancora confortevoli. Filipovic, bisogna sbagliare, brava Ziglio, Muri, alza per Pezza Cekova, legge il muro, poi attenzione, attacco e c'è il punto, sì, c'è il tocco vicentino, 21-19, meno 2 Ancona, più 2 Vicenza, erano più 4, si stava un po' più tranquilli qualche pallone fa. Filipovic, Anita, altro errore di ricezione, adesso 21-20. Vicenza non riesce proprio a scrollarsi di dosso questo Ancona, che ricordo cerca disperatamente punti di salvezza. Adesso è Mauro Marasciulo a chiedere time out. 21 minuti Banca Popolare di Vicenza, 20 di Costa Ancona, finale di primo set. Vicenza sembrava avviata, una vittoria non dico facile, ma comunque sopra le righe. Adesso però deve soffrire in maniera indicibile. Adesso c'è no un tocco in più, 22-20, errore difensivo anche in fase di costruzione di gioco da parte della Edil Costa. 22-20, 3 palloni per aggiudicarsi il set, ma quanta fatica. Però la serie 2 è questa, tutte partite impronosticabili. Söstring chiappa, chiama ancora l'olandese all'attacco e va a mettere giù un pallone importante, 22-21. Ecco la capitana Eleonora Chiappa, capitana appunto della formazione dell'Ancona. Ziglio, Muri, Assirelli, non passa. Il muro ancora che ha fatto molto bene fino adesso Vicenza. Adesso si alza altra parte, sporca, benissimo. Vicenza può attaccare adesso con Cekova che passa. 2 muri sporcati hanno ottenuto poi l'effetto voluto, 23-21. Vicenza ha 2 lunghezze dalla vittoria del set e interrompe ancora il ritmo, se vogliamo dire così, Luisa Fusco, tecnico delle marchigiane. Alla battuta Elisa Muri per Vicenza, avanti di 2 lunghezze, 23-21. Adesso il muro ribatte questo primo tentativo, poi il secondo, 24-21. Muro davvero micidiale per Vicenza e
e forse sul muro che si è costruito se sarà questa vittoria nel primo set. Pallone della possibile vittoria del primo set per Vicenza. Muri su poi fuori, nettamente fuori Sostring. Era stata brutta anche la ricezione di Camarda e si va sul 25-21. Vicenza archivia il primo set a suo favore. La battuta a chiappa per Ancona che è avanti 8-6 nel punteggio su Vicenza in questo terzo set. Vicenza che ha cominciato benino, poi così c'è qualcosa che non quadra. Adesso il 9-6 più 3 Ancona. Non bisogna deconcentrarsi, vedete, non bisogna regalare nulla a nessuno, è un campionato dove appena cali di intensità te la fanno pagare. Zilio, Muri, Cekova e si salva ancora Ancona in qualche modo. Camarda, poi vediamo un po' se la buttiamo giù. Palla per un soffio, non era Muro. Muro fuori. 9-7, Vicenza fa un punto importante per stare incollato alla squadra avversaria che ha tentato la fuga con un più 3. Muri, Camarda, Chiappa. Il Muro che ha ben funzionato il primo e secondo set, bisognerebbe tornasse a fare il suo compito. Ed è finalmente Popovic che mette giù una palla importantissima. 9-8, Vicenza a una lunghezza dalla Edelkost. Muri. Camarda, ancora Chiappa. Poi attenzione, niente, non riesce a costruire l'azione d'attacco la squadra dorica e poi niente da fare per Petra Cekova. Non efficace, ma c'è il Muro, no, attenzione, si salva ancora. Ma non può attaccare come vorrebbe ancora, quindi Vicenza può approfittare. Il Muro su Cekova, letto 1000 volte in questa circostanza, poi tenta con un'altra maniera, non vi riesce. Zilio adegua palla, poi Muri, ancora Cekova e vai! 9 pari, operazione a gancio riuscita. Eccola qua, Cekova, la giocatrice bulgara di spalle. Con la Popovic nata in Francia ma in nazionalità serba, poi una bruttissima cosa adesso di Ancona. 10-9, vantaggio Vicenza più 1. Vicenza parziale di 5-0, eravamo 10-7. Camarda, Chiappa, fuori la palla, Vicenza allunga a 2 lunghezze di vantaggio, 11-9. C'è il time out chiesto, Luisa Fusco, tecnico della Edelkost Ancona. Elisa Muri al servizio per Vicenza. Vicenza avanti di 2-7-0. Vicenza avanti anche in questo set 11-9. Vediamo se si può chiudere. a Sirelli, Muri, chiama Petra Cekova. Altro pallone di Petia. 12 scusate, a 9 più 3 Vicenza. Adesso è il momento di filare via se si può. Muri e filorete, Chiappa, poi fuori, decisamente fuori il pallone di Alessandrini. 13-9 più 4. Segni di cedimento come sono visti soprattutto nel secondo set da parte della squadra ospite. Adesso entra Cepitelli, il numero 5, Katia Cepitelli. Prima apparizione per lei. Adesso Muri ha cercato l'angolo, troppo lungo il suo servizio. 13-10. Sestring. Piega, Rimatei per prenderlo, poi Popovic, anche lei. E in questo finale di partita si fanno sentire anche le due straniere bianco-rosse in maniera
piuttosto efficace. Petr-Cekova 14-10. Importantissimo vincere per 3-0 anche per il morale in vista della Final Four di Coppa Italia che si giocherà sabato e domenica a Parma. Adesso Arimattei cerca di salvare questo pezzo. 14-11. Battuta decisamente fuori. 15-11. Regali adesso di scoramento da parte della squadra ospite. Flavia Sirelli alla battuta. Manca ancora molto, ma sempre più vicini comunque a un traguardo importante, stagionale, che è l'obiettivo principale della squadra biancorossa, cioè la salvezza anticipata. No, adesso non si capiscono le biancorosse. Chiappa, poi Zebi, muro fuori, 15-12. Siamo a un punto dal secondo time out tecnico che servirebbe molto a calmare un po' la situazione. Numero 7 alla battuta. Erika Alessandrini sbaglia, 16-12, si va di nuovo dai rispettivi coach. Popovic, Ivana al servizio, la mancina. Poi vediamo questo attacco di Filipovic, Camarda adegua, poi Chiappa, chiama Söstring. Niente da fare su questa violenta conclusione dell'olandese. 16-13, sempre 3 lunghezze di vantaggio Vicenza. 9 punti separano Vicenza ancora dalla vittoria, non solo del set ma anche della partita. E uno intanto lo fa Stefania Paccagnella, 17-13. Arimattei, spiove palla su Zebi, poi Chiappa chiama ancora il muro vicentino, si regua Söstring, attenzione, devono solo passare palla. Muri, Paccagnella, bellissimo gioco tra Muri e Paccagnella, 18-13 più 5, un cambio nelle fila doriche, esce Söstring, rientra Martini. Ricordo squadra ospite che reduce da 6 sconfitte consecutive. Bruttissima ricezione adesso, ma in qualche modo si salva la squadra marchigiana. Poi Muri su Cekova e a lei che si va, 19-13, sempre più vicini, meno 7. Prosegue il countdown, il conto alla rovescia, una partita che Vicenza deve fare sua in maniera netta perché ha tutte le possibilità. Poi buon punto di Filipovic, 19-14. Ecco l'ungherese alla battuta. Zilio, Muri, Paccagnella e ancora un punto. Brava, bravissima la capitana biancorossa Steffi Paccagnella, 20-14. E adesso siamo veramente addirittura d'arrivo. Vediamola in fondo il traguardo. Zebi. Adesso nel duello sotto rete la meglio Chiappa. 20-15. 5 lunghezze da difendere comunque. Chiappa al servizio. Spiove palla su Zilio, comoda, Muri. A Sirelli, altro punto, 21-15, meno 4. E si sta preparando e finalmente abbiamo l'occasione di vederla, Liutikova, la giovanissima giocatrice ucraina. Con numero 2 Polina Liutikova, schiacciatrice, classe 89, ucraina, neoacquisto di autunno. Vicenza, applaudita dal pubblico di casa. You welcome. Vediamo se in queste battute sta importante anche i suoi sentimenti per il muro. Infatti mette in difficoltà questo primo attacco delle doriche. Adesso è Chiappa che chiama l'attacco vincente peraltro
Alessandrini 21-16. Adesso basta rispondere colpo su colpo per 4 palloni. Martini, Arimattei, Muri, e grande punto di Flavia Assirelli, 22-16, meno 3 all'obiettivo. Esce Ceppitelli, rientra Pettinari. Diciamo una partita in crescendo per Vicenza, più difficoltoso il primo set, poi il secondo un po' meno, il terzo sempre più sul veluto fino adesso. Brutta ricezione, Arimattei. A Sofia non resta altro che chiudere il discorso di questo pallone. 23-16, meno 2. Forza ragazze. Il più è fatto, adesso bastano 2 palloni per festeggiare una vittoria, come detto, che vale la virtuale permanenza in Serie A2. Anche in questo momento un po' in crisi nella ricezione della squadra ospite. Muri chiama in causa Cekova. Bellissimo questo intervento difensivo di Vicenza, applausi del pubblico. Muri, attenzione, bisogna contenere questo attacco, il muro! Flavio Sirelli, Liutikova, 24-16. Un punto, siamo al match ball. O al set ball, match ball, tutti e due insieme. Camarda, poi Chiappa, vediamo un po'. Primo attacco, Vicenza fuori, annullato il primo pallone partita, ma insomma abbiamo tante occasioni. 24-17, largo il vantaggio vicentino. Pettinari, palla che spiove, Arimattei, dai ragazzi. Muri, Arimattei, il muro, altro pallone, attenzione, 24-18, calma, cercare di costruire un pallone, sembra impossibile una volta che si arriva lì vicinissimi al filo, c'è sempre qualche momento di impasse. Muri, e passa Arimattei che regala la vittoria biancorossa. Godiamoci queste immagini del gruppo festante di Vicenza. 25-21, 25-19, 25-18 il punteggio. Vicenza ha raggiunto il suo primo obiettivo stagionale, che è quello della permanenza in Serie 2, praticamente non matematico ma virtuale, e adesso si pensa alla Final Four di Coppa Italia, il programma sabato e domenica a Parma, quindi in bocca al lupo ragazze biancorosse. Mauro Marasciulo, allora una vittoria per 3-0, la si cercava, è arrivata la vittoria che comunque conquista la virtuale salvezza, obiettivo stagionale raggiunto. Penso proprio di sì, questa squadra adesso ha bisogno di un miracolo per arrivare a un stacco di 16 punti, in pratica è fatta. Adesso abbiamo tutta la tranquillità di lavorare e cercare di raggiungere l'ultimo posto nel playoff. È duro perché Mantova è in grande forma, San Vito è lì dietro, ci sono altre squadre come Busnago e come Pontecaiano che sono osti, che sono lì a 2-3 punti. Quello che ho detto prima, dobbiamo fare in modo di essere continui e arrivare alla fine e meritare quello posto. Comunque la ragazza, il gruppo sta facendo un grande lavoro, le ragazze in buona condizione di salute, nessuno acciacchi. Ringrazio tutto il staff medico, la struttura della società dà le condizioni per questo. Adesso andiamo in Coppa Italia e cerchiamo di prendere un po' di soddisfazione, perché essere tra i primi 4, giochiamo contro squadre che hanno speso il doppio di noi, alla fine siamo molto contenti di esserci e cerchiamo di rappresentare bene Vicenza. Sofia Arimattei, una vittoria voluta a tutti i costi, una vittoria che regala la virtuale salvezza, una vittoria che comunque vi lancia questa semifinale di Final Four, perché vogliamo dire così, con il morale alto, no? Sicuramente è molto meglio arrivare da una vittoria poi finalmente 3-0, insomma ci sono un po' mancati risultati così netti, questo ci farà morale. Senti Sofia, Final Four, lì è un terno all'otto, si va contro grandi corazzate però. È una partita sola, come si dice, chi la affronterà meglio, ovvio che sulla carta noi siamo un po' in svantaggio a livello tecnico, però magari basterà sorprenderle un po', vediamo se ci riusciamo. Hai terminato Chieri in 2 partite, chissà che. Magari tocca aprirle, vediamo. Isabella Zilio, allora questa squadra ha centrato il primo obiettivo, forse quello più importante, insomma, alla vigilia del torneo, quello di restare in Serie 2. Da adesso in poi
più serene verso un posto nei playoff? Sì, effettivamente abbiamo centrato il primo obiettivo salvezza che ogni squadra ha ovviamente a inizio campionato. È importante perché comunque abbiamo visto che possiamo veramente vincere e perdere con tutti, quindi comunque raggiungere l'obiettivo salvezza è stato per noi un gran traguardo. Ora abbiamo un'altra manifestazione veramente da sfruttare al massimo, da goderci fino alla fine perché comunque ce la siamo meritati sul campo. La Final Four di Coppa Italia. Esatto, sì, la Final Four di Coppa Italia, scusate. Non ci ha regalato niente nessuno, abbiamo sudato, siamo andati lì, abbiamo veramente dato il massimo per poter almeno darci questa soddisfazione, qualunque sia il risultato sia in semifinale che eventualmente in finale. Per finire, Mauro Marasulo continua, diciamo, a elogiare il vostro operato in campo, questo gruppo che, insomma, che supera le difficoltà oggettive anche. Sì, abbiamo un po' di difficoltà oggettive, però la cosa positiva di quest'anno veramente, che mi è capitato poche volte nella mia vita, è che abbiamo un bellissimo gruppo. Comunque ci sono tutte persone molto umili, molto disposte comunque a dare il massimo, a impegnarsi, a imparare, a crescere e anche a aiutare gli altri. Quindi questo secondo me è il motivo per cui siamo comunque così in classifica. Pallavolley TV. Giochi di una volta. Un'originale idea a regalo. Un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di €12. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da €9 a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli €12 la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roi la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora ROI, la fondazione demolita. L'ebook a €3,99 e il libro a €12 li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. ROI, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli €12 la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con
Con Vicenza Più nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata.